La caratteristica di questo paesaggio è apparentemente il suo non essere paesaggio, cioè la piattezza. Perché voi avete una linea, c'è un prima, un cielo e c'è il cielo. Però già in questo che dico, linea e cielo, c'è tutto un immaginario da scoprire, perché noi siamo sì adesso grigi, ma siamo pieni di umidità. E ogni volta che i fenomeni albe e tramonti si mettono a lavorare, temporali o altro, il cielo diventa protagonista. Allora noi siamo esattamente come gli inglesi Constable, Turner, che fanno del cielo, ma non solo, e lo spettacolo. Cioè io vado in campagna perché in campagna, dove non ho ostacoli alla vista, ma ho praticamente una campagna nemmeno poi lavorata così come sono quelle storiche, cioè quasi piatta fino all'orizzonte, io ho di fronte la cupola e quindi osservo gli spettacoli celesti. Questo territorio intersecato da flussi, da acque e così via è esattamente individuabile dalle grandi nostre dorsali che sono alte e sopraelevate, sembra quasi che abbiano fatto apposta a fare già allora le passeggiate per vedere i territori del paesaggio, che sono il grande canale Scolmatore Bianco, che sono il Piave quando potete praticarlo, che sono il Lemene, che sono il Livenza, cioè tutti i nostri grandi corsi d'acqua, tutti sopraelevati. Di grande distesa americana, perché tu vedi certe fotografie nostre sembra di essere in spazi immensi, c'è questa lunghezza. Il fenomeno celeste, il fenomeno sopraelevato che vede, siamo già di fatto da un punto di vista estetico e di pratica di paesaggio esattamente con un paesaggio già in gran parte formato.